Buonasera, scusate. Buonasera a tutti e grazie di essere qua. Io ringrazio il signor Sindaco, l'amministrazione comunale, i gruppi alpini di Villerio di Magnano e il qui presente il nostro amico Guido Fulvio Viani e tutti quelli che in qualche modo sono interessati agli alpini e a queste anche tragiche storie, insomma, che hanno vissuto, o belle storie anche, no? Perché hanno costruito molto e continuano a costruire. Chiedo scusa se per caso dimentico qualcuno, nel libro comunque abbiamo citato varie persone che mio papà ha conosciuto. Spieghiamo in poche parole perché abbiamo scritto questo libro. Noi abbiamo semplicemente trascritto gli appunti che nostro padre aveva notato su un'agenda e che poi nel corso degli anni come si dice, aggiustato, nel senso che ha riempito di bigliettini, di annotazioni, di tutte le cose che gli venivano in mente con l'andare del tempo, o perché noi gli chiedevamo o perché altre persone a un certo punto hanno cominciato ad andare ad intervistarlo. Al ritorno della guerra lui per molti anni, come tutti i soldati, non ha detto nulla di quanto ha visto e vissuto perché era fatto divieto assoluto, no, di questo. Ma poi quando, circa dopo 20 anni, insomma, dopo il termine della guerra, si vede che ha sentito il bisogno di cominciare a raccontare e quindi noi eravamo piccole, per cui ogni tanto anche ci stufavamo perché raccontava nei minimi particolari, no, tutto, e tante volte, però poi insomma col passare degli anni ci siamo interessati, anzi è diventato una cosa molto importante. E appunto noi abbiamo trascritto anche mantenendo il suo linguaggio semplice. Ci possono essere sicuramente delle imperfezioni come quella che ha notato il signor Sindaco prima, però insomma ci sta, ecco. Abbiamo prima di stampare il libro io l'ho fatto controllare appunto all'esperto qui a Viani perché penso che sia una delle persone più competenti, no? E quindi per verificare che anche i luoghi e le date corrispondessero a verità. Però insomma nostro padre poi aveva anche una serie di fotografie che custodiva molto gelosamente, per cui abbiamo pensato di utilizzarle e di metterle assieme, insomma, ai suoi scritti. So che a alcuni può piacere, a alcuni no, qualcuno mi ha detto io mi aspettavo cose più cruente, ma insomma è quello che lui ha vissuto, noi non possiamo alterare, no, la realtà. Certamente ha visto delle cose terribili come molti altri, per fortuna non ha vissuto la prigionia e qui io conosco insomma anche tra di voi delle persone che sono figli o nipoti di gente che ha vissuto la prigionia e certamente non è stata un'esperienza piacevole. Io voglio ricordare in questa circostanza che nel nostro comune nella seconda guerra mondiale sono morti 44 soldati, di cui 11 in Russia, e di questi voglio ricordare i nomi di quelli del nostro paese, di Bueris, no? Non per campanilismo, ma perché insomma so che mio padre li elencava e li citava spesso. Allora hanno partecipato al conflitto in Russia mio padre, Zurini Valentino, nostro cugino Walter, di cui qui sono i parenti, poi Del Pino Marco, che è parente di chi ha la trattoria adesso a Bueris e che però è morto subito, proprio 2 settimane dopo iniziata la guerra, dopo che lui è arrivato in Russia. Del Pino Giovanni, di cui adesso i parenti, che si salvò solo grazie ai maglioni mandati da casa attraverso i pacchi, si salvò dal freddo in questo caso, e di Giusto Dante, che anche qui abbiamo un nipote, che è morto purtroppo in prigionia, Balzano Giuseppe, che invece è rientrato, Sico Gelindo, che è disperso e che mio padre ha incontrato spesso durante le marce e gli avanzamenti insomma, che facevano là, e lo trovava sempre disperato
piangeva sempre, diceva che non ce la faceva più, insomma, non si sa la fine che ha fatto. E poi Bernardini Spietro, anche lui disperso, e anche qui è un parente. Voglio ricordare di Walter, non perché è nostro cugino, ma perché sì, uno spirito molto libero, però anche uno dal cuore d'oro. Mio padre lo ha citato spesso, non solo perché gli prestava la camicia quando doveva cambiare la sua, lavare la sua, perché gliel'avevano rubata, no? Nel viaggio di andata, ma perché soprattutto nel periodo della grande fame, diciamo novembre-dicembre, poi Aviani ci dirà meglio, lui riusciva a raccattare con vari sistemi bucce di patate, croste di formaggio, e portare non solo a mio padre ma a quelli che stavano peggio, insomma, e quindi evitare almeno che morissero di fame. Quindi io ringrazio tutte queste persone. Scusate, dimenticavo Ermacora, Amelio X, che invece è rientrato, e abbiamo qui appunto la parente. Questo si è salvato, questo ha fatto la ritirata a piedi e quindi ha avuto un'esperienza veramente difficile. Lui a un certo punto, in mezzo alla tormenta, non ha trovato più nessuno della sua compagnia, si dice, e ha visto solo un cavallo, un mulo, no? Piera, che passava, e lui si è aggrappato alla sua coda e gli ha detto: devi portarmi in Italia a tutti i costi, e gli ha dato delle pacche sulla schiena e si è aggrappato a lui, e questo, vuoi per la paura, vuoi perché hanno l'istinto, comunque è andato avanti e si è unito a un gruppo della Tridentina, insomma, che non era la Giulia, ma non importa, ed è riuscito comunque a un certo punto a salire sull'ultimo treno, no, detto, e a rientrare in Italia. Quindi noi vogliamo, sì, con questo libro abbiamo avuto l'intenzione anche di ricordare tutte queste cose, perché la storia insegna, no? A non ripetere i conflitti, anche poi vedremo a dedicarci a cose più costruttive e positive. Passo la parola a mia sorella. Ecco, prima di passare la parola a Guido Aviani, il nostro storico di profonda cultura, memoria e anche energia, che ci farà un bel excursus e dopo vi spiegheremo, volevo approfittare di questa occasione per ringraziare tanto mia sorella Amelia, perché senza di lei questo libro proprio non ci sarebbe stato, no? Bisogna dirlo, è tra sorelle, e poi tra sorelle friulane non sempre si è, no, così espansive, non si colgono le occasioni, però stasera ci voleva, davvero ci voleva. L'abbiamo fatto assieme. Perché il papà, praticamente lui aveva scritto degli appunti, no, quando era via, quando era anche negli ospedali da campo, scritti con la matita perché l'inchiostro si sarebbe congelato. Però sono stati persi, sono stati bruciati quando al Brennero hanno dovuto subire la disinfezione e bruciare tutte le proprie, come si dice, lo zaino, i propri effetti personali, no? E poi lui di nuovo appunto si era messo e scriveva ogni tanto dei pezzi, sempre dei pezzi, perché era un uomo molto impegnato, era sempre, cioè, prima in posta, poi in banca, poi la campagna e le associazioni, ce n'era sempre una. Ogni tanto si ritrovava a scrivere, a copiare, a rievocare, ma soprattutto si ritagliava, una volta all'anno lui andava a fare le cure termali e lì diceva: io dopo le cure mi metto sotto un albero, tiro fuori gli appunti, penso, scrivo, ricordo, aggiungo, ed era un momento molto bello, no? E niente, siccome poi ad un certo punto mi sono accorta che la vecchiaia purtroppo avanzava molto a lungo passo, e ho pensato di farmi un regalo e quindi l'ho portato alle terme, perché solo andando via qualche giorno ed essendo fuori dagli impegni si poteva fare, no? E quindi con quei registratorini, ancora con le cassette e così, dopo le terme pomeriggio ci mettevamo su una panchina guardando giù la vallata con i suoi appunti in mano, il registratore, e così
raccoglievo le testimonianze, le domande, ed era proprio felice, no? Abbiamo registrato un po' di cose. Ma ahimè, poi anch'io sono impegnata, lavoro, famiglia, figlia, e poi si sono ammalati i suoceri, prima uno, poi l'altro, i nonni, insomma ho iniziato diverse volte a sbobinare, a trascrivere o a iniziare il diario, e poi anche a casa sua ci sono stati dei lavori, è stata divisa la casa, sono state perse cose, e invece Amelia di recente si è messa e si è dedicata veramente anima e cuore, tanto tempo, ha messo insieme le foto, le trascrizioni mie, insomma gli appunti del papà, si è confrontata sempre con Guido che gli dava manforte, e insomma se non ci fosse lei questo libro non ci sarebbe, e quindi la volevo ringraziare.